Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questa nuova lezione sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, settimana scorsa abbiamo vissuto con i 3 anni di assedio che hanno effettuato i miscredenti di Quraysh sui musulmani e hanno bloccato il commercio sia del cibo sia delle bevande, hanno interrotto con i musulmani qualsiasi rapporto sociale tra lo sposarsi, tra il commerciare, tra effettuare contratti, finché hanno deciso un gruppo di miscredenti di dar fine a questo assedio in quanto visto come un'ingiustizia e una disumanità. Dopo questo assedio hanno cominciato alcuni gruppi dei miscredenti di Quraysh di andare dallo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché loro sanno che il rapporto che c'è tra il profeta Muhammad e suo zio Abu Talib, questo suo zio che nonostante non era musulmano ma lo proteggeva e dava una garanzia sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e non lasciava nessuno dei miscredenti fare del male al nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora hanno deciso i gruppi di miscredenti di Quraysh di cercare di andare a parlare con Abu Talib, forse riusciva a trovare una soluzione di questa situazione a Mecca, ovvero di cercare di far fermare al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la divulgazione di questo messaggio. Sono andati a gruppi al fine di dire a Abu Talib: cerca di trovare una soluzione con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora Abu Talib ha raggruppato i gruppi di miscredenti di Quraysh, Abu Lahab e tutti coloro che lo seguivano, e ha chiamato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha detto: vieni da loro che ti vogliono parlare, cerchiamo di trovare una soluzione, cerchiamo di sentirli. È venuto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per sentire quello che vogliono dire. Allora i miscredenti di Quraysh hanno detto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam davanti al suo zio: dici che cosa vuoi. Che cos'è che vuoi da questo messaggio? Perché continui a fare questo? Che cos'è che vuoi da noi? Allora il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rispose: voglio da voi una sola parola. Hanno detto tutto questo per una sola parola? Ha detto sì, una sola parola, non di più. Ha detto Abu Lahab: ti diamo 10 parole. Non una parola, te ne diamo 10. Di qual è questa parola? Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: voglio che dite la ilaha illallah. Questa qua è la parola che voglio. Voglio che dite che non c'è Dio all'infuori di Allah. E qua i miscredenti ovviamente sono ritornati nel dire: ma come fai a rendere tutti questi dei, tutte queste statue, renderli un unico Dio? È ciò che non vogliono accettare gli atei, è ciò che non vogliono accettare i politeisti, è ciò che non vogliono accettare le persone che vivono e vogliono continuare a vivere nelle tenebre, che non vogliono comprendere che questo mondo e questo universo è stato creato da un unico vero creatore. Qul huwa Allahu ahad. Di che Allah è unico, unico nel suo genere, unico nei suoi attributi, unico nel suo regno. È Lui che ci ha creato subhanahu wa ta'ala. È questo che voleva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutto questo che avete fatto su di Lui, questo assedio, questa fame, questa sete che gli avete fatto provare, queste torture che gli state facendo passare per un'unica parola, quella di dire la ilaha illallah. Non voglio da voi soldi, voglio che uscite dall'adorare le creature all'adorare l'unico vero creatore. E questo qua è il messaggio dell'Islam e di tutti i musulmani. Ma i miscredenti di Quraysh non hanno voluto ascoltare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ha detto: come fai a rendere tutti questi dei? È stato riportato in un hadith che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vedeva 360 idoli intorno alla Kaaba, ognuno adorava un idolo, subhanallah. Hanno detto: come fai a rendere tutti questi dei un unico Dio? Perché questi 360 sono dei falsi, invece Allah è l'unico vero creatore subhanahu wa ta'ala. Non hanno voluto accettare questa parola dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come era solito loro non accettare ciò che diceva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Però quando si è avvicinata l'ora che arriverà a tutti noi, quando si stava avvicinando l'ora per lo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, di tralasciare e di lasciare questa vita, ovvero quando si è avvicinata l'ora della morte, e questa è una verità che dobbiamo sapere, cari fratelli e sorelle, che prima o poi lasceremo questa vita qua, sia che siamo musulmani sia che non siamo musulmani, sia che obbediamo ad Allah sia che non obbediamo. Arriverà un giorno in cui lasceremo questa vita qua. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
è arrivata la morte con la verità e da ciò che cerchi di fuggire. Cerchiamo sempre di andare dal dottore perché abbiamo paura della morte. Quando ci ammaliamo andiamo dal dottore perché abbiamo paura della morte. Quando abbiamo fame corriamo per mangiare perché abbiamo paura della morte. Quando abbiamo sete corriamo per bere perché abbiamo paura della morte. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Di la morte da cui scappate vi incontrerà. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Poi sarete riportati ad Allah, che vi ricorderà ciò che avete fatto in questa vita. Cerchiamo, fratelli e sorelle, di imparare dalla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di non dimenticarci della morte. Questa verità da cui cercano di scappare molte persone è una verità da cui non possiamo scappare. E la morte, cari fratelli e sorelle, non conosce né giovane né grande, né piccolo né grande, né vecchio né giovane. La morte arriva baghta, ta'tikum baghta, arriva all'improvviso, quando meno te lo aspetti. Nessuno sa quando è la sua ora. Nessuno sa quando è la sua ora. Quindi dobbiamo essere preparati. Vedremo adesso Abu Talib in che situazioni morirà e cerchiamo di non seguire questa via qua. Cerchiamo di far sì che le nostre ultime parole siano La ilaha illallah, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che chi saranno le sue ultime parole La ilaha illallah entrerà in paradiso. Questa qua è la vittoria. Siamo in una prova, siamo in una verifica. Facciamo sì che questa verifica finisca con un bel voto, perché wallahi alladhi la ilaha illahu, il perdente è colui che avrà fatto del male in questa vita. E il vincitore sarà colui che ha fatto del bene in questa vita. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: aumentate nel ricordare la morte. Prima il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva vietato ai sahaba di andare a visitare le tombe, di andare ai cimiteri. Questo all'inizio dell'Islam. Poi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse in un hadith: vi avevo vietato di visitare le tombe, però adesso visitatele. Perché? Perché vi ricordano l'aldilà. Vi ricordano il giorno giudizio. A volte noi nella nostra vita siamo immersi nella vita, siamo immersi nelle faccende quotidiane, il lavoro, la famiglia, i figli, la moglie, il calcio, di qua, di là. Siamo immersi nei nostri pensieri. Però, subhanallah, quando vai a visitare il cimitero, effettivamente, in quella situazione lì, in quel momento lì, non ti arrivano pensieri per questo basso mondo. Cominci effettivamente a riflettere che un giorno anche tu sarai posto in quei 2 metri di lunghezza e quell'1 metro di larghezza, che arriverà un giorno in cui tu tralascerai tutto e lascerai tutto. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quando muore una persona lo seguono 3 cose, tornano 2 e rimane una sola cosa con lui. Che cos'è che ritorna e che cos'è che rimane con me? Senti queste parole, fratello e sorella, perché? Perché sarà l'unica cosa che rimarrà con te in tomba. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ti seguono 3 cose: i tuoi familiari, la tua ricchezza e le tue opere. Cos'è che ritornano indietro? Le 2 cose: i familiari e le tue ricchezze. Non porterai con te nella tomba né assegni bancari, né il conto corrente, né i terreni, né gli immobili che hai. Tutto questo rimarrà in questa vita. Tutto questo verrà diviso tra gli eredi. E gli eredi beneficeranno di queste cose qua, mentre tu ti verrà chiesto: da dove hai guadagnato questi soldi? Dal halal o dal haram? E dove li hai spesi? Se hai dato la carità, hai provveduto a dare le case di Allah subhanahu wa ta'ala nel moschea, cosa hai fatto con queste ricchezze? Intanto gli eredi beneficiano di queste cose qua, si divertono con queste cose qua, e tu verrai giudicato in tomba. E i familiari ritornano indietro, forse in quel momento lì che ti seppelliscono, piangono per te 1 mese, 2 mesi, poi dimenticano. Chiedono per te la misericordia, ma si dimenticano di te, rimani solo un ricordo e rimane con te, fratello o sorella, solo le tue opere. Cosa hai fatto in questa vita? Cosa hai operato per Allah subhanahu wa ta'ala? Non pensare, fratello o sorella, che la morte arriva solo quando siamo vecchi. No. Quanti giovani sono passati davanti a noi che sono morti giovani? Quanti? Tanti ragazzi che conoscevamo, 17 anni, 18 anni, 20 anni, tanti. L'anno scorso 2 giovani ragazzi dell'età di 30 anni sono stati investiti da una macchina, quando meno se lo aspettavano la mattina, quando hanno passato una serata bella, hanno passato una serata dove si sono ubriacati, hanno fumato, si sono divertiti.
però il divertimento che non vuole Allah subhanahu wa ta'ala. Sono stati investiti in una strada. Sono stati investiti in una strada. Incontreranno Allah ubriachi. Cioè, fratelli e sorelle, proviamo a immaginare dopo 30 anni di vita, 40 anni, incontrare Allah ubriachi, incontrare il nostro amato creatore ubriachi. Io sono sicuro che nessuno di voi accetterebbe dopo una lunga vacanza, ad esempio di un anno, che torna al suo paese per incontrare i suoi genitori, nessuno di voi, e io sono certo di questa cosa, accetterebbe di incontrare sua madre o suo padre dopo un lungo viaggio, incontrarli ubriaco. Nessuno lo accetterebbe sicuramente, perché è ciò che accetta il nostro cervello, che tu vuoi incontrare i tuoi genitori nel miglior modo possibile. Come puoi accettare dopo questo lungo viaggio in questa vita di incontrare i tuoi genitori ubriachi? Il profeta è stato riportato, fratelli e sorelle, e hanno detto i sapienti che una persona come vive nella vita arriverà alla sua fine. Tu vivi adorando Allah, la tua fine sarà adorando Allah. Quante persone abbiamo sentito, subhanallah, che sono morte nel sujud, che sono morte prosternate ad Allah subhanahu wa ta'ala? Il problema, fratelli e sorelle, è pensare come noi finiremo la nostra vita. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: le azioni sono in base alla fine, sono in base a come si concluderà la nostra vita. E lì capirai se effettivamente una persona, quando faceva una cosa, la faceva per Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha dato l'esempio di questa vita, che è come una persona che è salita sulla sua cavalcatura, poi è sceso vicino a un albero ed è rimasto lì per un'oretta, poi è andato via da questo albero qua. Un'oretta. E così è la vita. 60 anni, 70 anni, 20 anni, 30 anni. Cosa abbiamo fatto nella nostra vita? Cosa abbiamo fatto per Allah subhanahu wa ta'ala? Quali saranno le nostre opere? Questa situazione e questo momento è giunto per Abu Talib, che mentre dormiva sul letto della morte arrivò da lui Abu Lahab, il suo amico, e vicino a lui un altro amico di Abu Lahab, vicino a lui, e dall'altra parte venne il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di fianco a lui. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli diceva: zio, guardate il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, qual è la cosa che lui voleva per suo zio? Qual è la cosa che lui dovunque vada ce l'ha con lui? Guardate il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual è la cosa di cui era responsabile? E per quello che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha messo in atto il messaggio che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. Questo era il suo pensiero, è quello di divulgare la parola la ilaha illallah, non come noi, che ormai siamo immersi in questa dunya, non facciamo altro che pensare ai soldi, a raccogliere i soldi, a costruire le case, a fare soldi, e poi, quando muori, a chi lascerai tutto ciò? Perché raccogli tutte queste cose qua? Tu con Allah come stai, fratello e sorella? Non è giunto il momento di cambiare, fratelli e sorelle? Non è giunto il momento di cambiare? Tutti dormiremo su questo letto, tutti, e vedremo con i nostri occhi l'angelo della morte che si avvicinerà a noi, e guarderemo a destra e vedremo i nostri amici, e guarderemo a sinistra e vedremo i nostri genitori, e forse guarderai davanti a te, vedrai tua moglie, e vedrai davanti a te, vedrai i figli. Però chi ti aiuterà? Chi ti aiuterà? وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. È arrivata la morte. Forse guarderesti i tuoi genitori, li guarderai, e guarderai la tua famiglia con quegli occhi per chiedere: chi di voi mi può aiutare? Quanto ho fatto per voi? Quanto ho costruito per voi? Quanto ho lavorato per voi figlioli? Quanto ho lavorato per te, moglie mia? Quanto ho lavorato per te, voi genitori? Chi di voi può aggiungere nella mia vita un'ora o 2 ore? Un mese o 2 mesi? Chi? Nessuno. Nessuno. Nessuno ti aiuterà in quella situazione, perché non possono fare delle cose che Allah subhanahu wa ta'ala non gli ha permesso. Loro vorrebbero farlo, ma non possono farlo. Non possono farlo. Perché quando uno giunge la sua ora, non ha né un minuto né un secondo che gli verrà aggiunto nella sua vita. Abu Talib gli è giunto questo momento qua. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vicino a lui gli diceva: zio, di la ilaha illallah, dilla, ci penserò io davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala a intercedere per te se dirai questa parola qua. E Abu Talib lo guardava. Poi si girava a sinistra, vedeva Abu Lahab, la compagnia sviata, la sbagliata compagnia, che invece di dirgli di fare del bene, che invece di dirgli di seguire la luce con cui è venuto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli diceva: Abu Lahab, non dirlo. O Abu Talib,
Cosa fai? Vuoi tralasciare la religione dei tuoi nonni? Vuoi tralasciare la religione di tuo padre, di Abdul Muttalib? Non tralasciare, continua ad adorare e muori adorando gli idoli. Non dire la ilaha illallah. Guardate la sbagliata compagnia, guardate la cattiva compagnia. E il profeta Muhammad sallam, che era triste e diceva: Ya Am, oh zio, dillo la ilaha illallah. E si girava a sinistra Abu Lahab. Muori sulla religione finché è arrivato il duro momento in cui Abu Talib disse una parola che purtroppo ha rovinato tutto ciò che ha fatto nella sua vita. Disse Abu Talib: io muoio seguendo la religione di mio padre, di Abdul Muttalib. Quindi è morto non musulmano. Non ha seguito le parole del profeta Muhammad. Cari fratelli e sorelle, nel momento in cui uscirà la nostra anima, dice Allah nel Corano: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. È Allah che ci aiuta a dire questa parola qua, la ilaha illallah. Sembra facile adesso dirla, con queste lingue che sono abituate a essere ipocrite. Sembra facile adesso dire questa parola, la ilaha illallah, con queste lingue che dicono le bugie e le menzogne. Ma in quella situazione lì, quando arriverà la morte con la verità e arriverà l'angelo della morte che ci farà uscire la nostra anima, vorremmo dire quella parola lì. Però il morto, se non il suo cuore non è pieno di questa parola e non ha operato per questa parola, gli sembrerà la lingua come un monte, come una montagna. Non riesce a muoverla. Lui vuole dirla, però non riesce. Perché? Perché il suo cuore si è riempito di delizie, di passioni, di voglie, di peccati e non ha seguito la ilaha illallah. La parola la ilaha illallah, come abbiamo sempre detto, cari fratelli e sorelle, non è una parola che viene ripetuta con la lingua, un fumo che esce dalla bocca e va via con il vento. No, la parola la ilaha illallah si dice con la lingua, fratello e sorella, e ci crediamo con il cuore e la mettiamo in pratica con le nostre opere. La sorella che dice la ilaha illallah e non mette il velo, la sorella che dice la ilaha illallah esce con la minigonna, il fratello che dice la ilaha illallah va in discoteca, il fratello che dice la ilaha illallah e spaccia droga, il fratello che dice la ilaha illallah e non prega, il fratello e la sorella che dicono la ilaha illallah e non digiunano il Ramadan. Non è questa la parola la ilaha illallah. Wallahi, adesso puoi dirla con questa lingua bugiarda e ipocrita, ma nel momento in cui dormirai sul letto della morte vorrai dire la ilaha illallah. Ci saranno alcuni tuoi familiari che ti diranno di la ilaha illallah, ma non riuscirai. Vuoi dirla, ma la lingua sembrerà come un monte, le labbra pesanti. Perché? Perché non hai vissuto con questa parola. Perché Allah nel Corano ha detto Yuthabbitullah, è Allah che ti permette di dire questa parola. Se la tua relazione con Allah è buona e giusta, allora sarà facile per te dire questa parola. Se invece è una relazione sbagliata e sei stata lontana da Allah subhanahu wa ta'ala, allora Allah ti appesantirà la lingua. È stato riportato in un hadith che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: chi odia incontrare Allah, Allah odierà il suo incontro. Allahu Akbar. Chi odia. E chi odia incontrare Allah? Chi odia incontrare Allah? Chi odia incontrare Allah, Allah odierà incontrarlo. Aisha, radiallahu anha, che era vicino al profeta Muhammad, ha detto: oh profeta, ma noi tutti odiamo la morte. È una cosa naturale che c'è dentro di noi. Una natura originaria che tutti gli esseri umani odiano morire. Hanno paura della morte. Questa è una cosa naturale. Ha detto il profeta Muhammad: oh Aisha, non è quello che pensi. Non è la questione di odiare la morte, no? Che cos'è quindi? Ha detto che nel momento in cui il miscredente gli arriva l'angelo della morte per togliergli l'anima e vede gli angeli che arrivano per portare la sua anima nell'inferno, sapendo che ormai la sua destinazione è l'inferno, allora in quella situazione lì lui odia incontrare Allah, perché sa la sua destinazione. Allora Allah odia incontrarlo. Kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Coloro che i loro cuori si sono induriti con i peccati non vedranno Allah nel giorno del giudizio. Odiano incontrare Allah, Allah ha odiato incontrarli
E dall'altra situazione, dall'altra parte, disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chi invece è allegro di incontrare Allah, è felice, non vede l'ora di incontrare Allah, non è giunto il momento, fratelli e sorelle, di non vedere l'ora di incontrare Allah. Wallahi è giunto il momento. Il musulmano, anche se sta per morire, sa che questo momento qua è il momento che divide questo mondo dall'altro mondo, però è giunto per lui l'ora di incontrare Allah. Quando dormiremo un giorno, e arriverà questo giorno, fratelli e sorelle, o adesso o dopo, quando arriverà questo giorno, cercate di essere allegri e felici di incontrare Allah. Cerchiamo di essere allegri affinché Allah sarà felice di incontrarci. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, chi è felice di incontrare Allah, Allah sarà felice di incontrarlo. Chi, quando arriveranno gli angeli della misericordia per prendere la sua anima e metterla in questo telo del paradiso e mettergli il profumo del paradiso, è felice e non vede l'ora di incontrare Allah, questo profumo dal paradiso. Questo è solo un profumo, figurati ciò che vedrà in paradiso. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ci sono cose che i nostri occhi non hanno mai visto, cose che le nostre orecchie non hanno mai sentito, cose che i nostri cervelli non hanno mai immaginato. E quindi sei felice di incontrare Allah e Allah sarà felice di incontrarti. Abu Talib non è riuscito a dire questa parola qua. Facciamo sì che le nostre ultime parole, fratelli e sorelle, siano La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Però come vi ho detto, questa parola arriva operando, mettendola in pratica, pregando, ricordando Allah, dicendola tanta nella vita. Non arriverà a caso e non arriverà per fortuna. Non stiamo giocando a dadi. No, fratelli e sorelle. Chi opera il bene verrà ricompensato. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Allah non farà perdere a nessuno la ricompensa che gli spetta. Ovviamente, quando è morto Abu Talib, senza dire questa parola qua, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è uscito triste. Triste. Perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non si rattristava o era felice per qualche guadagno di questa vita. Non troverai mai un hadith in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice sono triste perché ho guadagnato poco. Non lo troverai in nessuno. Perché? Perché ha capito il valore di questa vita qua. Sa che questa vita qua può allungarsi quanto vuole, ma prima o poi finirà. Puoi guadagnare quanto vuoi, ma tralascerai tutto. È una delizia momentanea. Momentanea. Invece lui operava per una delizia permanente per sempre, duratura, che è quella dell'aldilà. Infatti il profeta Muhammad non si rattristava per le perdite del basso mondo, ma si rattristava per le perdite dell'aldilà. Subhanallah, guardate la situazione differente del profeta Muhammad quando è uscito da suo zio. Quando gli ha detto zio, di la ilaha illallah, e non l'ha detta, è uscito il profeta Muhammad triste. Triste. Perché? Cosa voleva da suo zio? Soldi? No. Voleva che diceva la ilaha illallah finché entrasse in paradiso, per prendere hasanat, per farlo entrare. E Allah subhanahu wa ta'ala gliel'ha detto nel Corano al profeta Muhammad che lui sente, Allah vede, sa che lui è triste. È triste da queste situazioni qua. Però guardate il profeta Muhammad nella situazione in cui era da un ragazzo giovane ebreo. Quando è entrato e questo ragazzo giovane stava per morire, gli ha detto il profeta Muhammad di la ilaha illallah. Il giovane guardò suo padre, gli ha detto ascolta ciò che ti dice Abul Qasim, il profeta Muhammad, e il giovane disse la ilaha illallah, poi morì. È uscito il profeta Muhammad sorridente e ha detto alhamdulillah. Guardate il profeta Muhammad, grazie ad Allah che lo ha salvato grazie a me o per mezzo di me dalle fiamme dell'inferno. Questa parola ti salverà, fratello e sorella. Questa parola, ricordatela, falla entrare nel cuore, credici fermamente, opera per questa parola, fai sì che questo sia l'obiettivo della tua vita. La ilaha illallah. Cosa posso fare per questa parola qua? Cosa posso fare per questa parola qua? Come posso elevare questa parola qua? Come posso divulgare questa parola? Come fece il profeta Muhammad? Va da suo zio, dite la ilaha illallah. Va da Quraysh, dite la ilaha illallah. Va da Khadija, di la ilaha. Da tutti. Questo era il suo obiettivo. Ya ayyuha al-muddathir, fa'anzir. Chiama la gente a questa parola qua. Chiama la gente a questa luce qua. Così dobbiamo fare noi. Però quando uscì dal profeta Muhammad da suo zio, era triste.
E Allah subhanahu wa ta'ala fece scendere su di lui un versetto coranico. Innaka la tahdi man ahbabt. Non sei tu a guidare chi ami. Walakin Allah yahdi man yasha. Però Allah guida chi vuole. Qua capiamo, fratelli e sorelle, una guida molto importante, una verità, che non sei tu a guidare la gente a ciò che vuoi tu. No. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbab. Non sei tu a guidare chi ami. Il profeta Muhammad amava Abu Talib. Era suo zio. Lo ha difeso per più di 40 anni. Lo ha trattato bene. Il fratello di suo padre gli ha dato i soldi, lo ha tenuto bene e lo ha protetto dai Quraysh, da Kuffar Quraysh. Però nel momento più sensibile, il momento più toccante della vita, ha visto il profeta Muhammad, suo zio, che lo amava lui, morire senza dire la ilaha illallah. Allora Allah gli ha fatto capire una cosa, una lezione. Allah dà le lezioni al profeta Muhammad per farci capire noi. Non sei tu a guidare chi ami, non pensare, fratello o sorella, che tu guiderai sulla retta via chi ami o chi vuoi bene. No, non spetta a noi il guidare le persone. A noi spetta solo il dire, وَبَلِّغْ. Fai sapere, fai conoscere la verità, fai un libro, fai un video, di alla gente questa è la verità. Poi, se queste persone accettano o non accettano questo messaggio, accettano o non accettano questa luce, questo non spetta a te. Non spetta a te, fratello o sorella. Non sei tu che guidi le persone. E neanche il profeta Muhammad è lui che guida, no. Non pensare che io con queste parole guiderò delle persone, no. Io do il messaggio, poi Allah in ognuno di voi immette nel suo cuore accettare queste parole o rifiutare queste parole. Vedi che a volte in una classe, quando fai una lezione dei ragazzi, vedi che questo che ti guarda, concentrato, a volte le lacrime gli escono dagli occhi dalle parole che tu dici e vedi che questo qua è menefreghista. Come se entra da qua e esce da qua. Perché? Le parole sono le stesse. Perché non sei tu che guidi. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto una cosa molto importante, fratelli e sorelle. Ha detto i cuori dei figli di Adam sono tra due delle dita di Allah. Li capovolge come vuole lui. Questo è il cuore che accetta le parole di Allah, che accetta le parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E questo, subhanallah, menefreghista, non accetta. Puoi stare lì a dirgli ha detto Allah, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha detto Shafi'i, ha detto Ahmed, ha detto tutti i sapienti del mondo. Non accetta. Il cuore non accetta niente. Non vuole accettare questa luce qua. Come è successo con lo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi Allah ha fatto capire questa verità al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che non sei tu a guidare le persone, o Muhammad. Non essere triste, perché non è lui il primo. Tu, la tua responsabilità è solo quella di parlare, di far arrivare il messaggio. Poi spetta ad Allah il guidare una persona alla luce o il non guidarlo. Dopo che è morto lo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, settimana prossima vorrei toccare con voi un argomento molto importante. Perché? Che cos'è che ha trascinato Abu Talib? Perché, come vi ho detto, fratelli e sorelle, non è questione solo di passare le parti della vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e andare avanti, no. Dobbiamo dire cosa è successo nella vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imparare le lezioni affinché noi non cadiamo in questi errori in cui sono caduti alcuni nella vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo zio di Abu Talib non ha detto la ilaha illallah. Perché? Perché ha avuto una compagnia sbagliata, una compagnia sviata, degli amici sbagliati. Settimana prossima apriremo un piccolo discorso sulla compagnia, sulla buona compagnia, ma soprattutto sulla cattiva compagnia e le conseguenze che trascinano le persone quando sbagliano le cattive compagnie. E non lo sappiamo. Abbiamo visto molti dei nostri amici, molti dei nostri figli e dei figli dei musulmani che sono stati trascinati da una sbagliata compagnia, che spacciano, vendono droga, fumano, vanno in discoteca, fanno tante cose. Perché? Trascinati da una sbagliata compagnia. Inshallah, vi aspettiamo settimana prossima con una nuova lezione da cui estrapoleremo delle nuove lezioni dalla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non dimenticatevi di condividere questo video affinché molte persone possano vivere
ciò che ha vissuto il profeta Muhammad sallallahu imparare nuove cose dalla sua vita, sallallahu alaihi wasallam. Vi aspettiamo inshallah mercoledì con una nuova lezione inshallah sulle regole dell'adorazione. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.